...90 minuti in cui lanciarsi verso il secondo posto della classifica e chissà, in base a quello che accadrà sugli altri campi, mantenere residue speranze di primo posto. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Cammuca, bentrovati a Villa Sant'Alfonso per la sfida tra Panormus e Trapani, gara valida per la 21ª e penultima giornata del girone A del campionato regionale allievi elite. Under 17 si affrontano due squadre che dopo i primi 20 incontri hanno mantenuto la stessa identica tabella di marcia, 40 punti messi a segno sia dalla formazione di mister Lo Giudice che dai Granata guidati da mister Casano. Davanti c'è il Calcio Sicilia a quota 45, apparentemente imprendibile, ma il calcio si sa, fino a quando la matematica non emette verdetti può consentire di sognare, chissà, di sovvertire delle gerarchie che vediamo ormai dall'inizio della stagione, proprio dalla prima giornata in cui la squadra che attualmente comanda la classifica venne a vincere proprio qui a Villa Sant'Alfonso con una grande rimonta nel secondo tempo. Nel frattempo è cresciuta la squadra di Lo Giudice, è cresciuto anche il Trapani che sta portando avanti un processo a medio-lungo termine con la nuova proprietà, con uno staff tecnico rinnovato per il settore giovanile. Lo abbiamo visto ad esempio anche nella gara trasmessa qualche settimana fa dei giovanissimi Elite contro l'Academy Palermo Calcio. La squadra in quel caso guidata da Mattia Rao, in questo caso la squadra la allena mister Vito Massimiliano Casano. Tutto pronto per il via della partita, primo giro al pallone che verrà dato dai padroni di casa, oggi in maglia gialla con righe nere, neri sono anche i calzettoni e i calzoncini, con anche qualche novità di formazione rispetto alle precedenti recite, tutta in bianco con alcuni inserti neri sulla maglia e numeri granata per il Trapani di mister Casano. Tutto pronto per il via della partita, sul pallone c'è Fazio che sarà il primo a toccare il pallone in questo Panormus Trapani. Adesso dica che verifica che sia tutto ok e poi si parte, inizia Panormus Trapani. Mettetevi comodi per assistere a questo scontro diretto per il secondo posto del girone A del campionato allievi elite Under 17. Anche la lettura delle due formazioni partendo naturalmente con i padroni di casa che si schierano con lo Iacono in porta, poi in ordine numerico con il 2 Novara, nel 3 Boatta, numero 4 Quattrocchi, numero 5 Liga, numero 6 Provenza, numero 7 Bellingardo, numero 8 Cutrona che oggi è anche il capitano, numero 9 La Motta, numero 10 Fazio, numero 11 Imperato. Dall'altra parte il Trapani risponde con in porta Maggiore, poi sempre in ordine numerico numero 2 Grillo, numero 3 Ravazza, numero 4 Ribaudo, mentre qui c'è l'uscita di Lo Iacono, numero 5 Impeduglia, numero 6 Brancato, numero 7 Sadotti, numero 8 Saullo, numero 9 Zizzo, numero 10 Catalano, numero 11 Buongiorno. Arriva sul pallone Novara che la gira verso il centro del campo, interviene Saullo, poi Catalano apre il gioco su Grillo, intercetta Cutrona, fallo laterale Trapani.
La inizia all'attacco la partita, la squadra granata oggi in maglia bianca. Qui la sponda cercata da Buongiorno che non riesce a servire Zizzo, e allora fallo laterale per la Panormus, come sempre con Boatta, dotato di una lunga gittata con le mani. Palla a cercare Fazio, poi Cutrona prova a sfrecciare, Cutrona arriva in aria, ottimo tagliafuori da parte di Impeduglia, palla in fallo di fondo per Daniel Maggiore. La palla gestita dal capitano Brancato sull'altro centrale Impeduglia, poi riesce a tenere il pallone in campo Grillo, giocata in avanti, Buongiorno, verticale, l'anticipo ai danni di Sadotti, dall'altra parte prova a gestire il pallone senza successo l'11 oggi giallo-nero. Ribaudo, palla per vie centrali, il lancio ancora in verticale a cercare Zizzo che non può arrivare, arriva invece in uscita Riccardo Loiacono. Boatta dopo il rimbalzo del pallone, Provenza con il lancio, anzi si tratta di Liga. Provenza l'altro centrale, quasi sempre titolare al fianco di Mattaliano, oggi in panchina Mattaliano. Non al meglio il capitano, il consueto, il classico capitano della Panormus. Tante cose, scelte di formazione, con la scelta ad esempio di lasciare in panca giocatori come Rampulla e D'Amico, che possono essere d'aiuto sicuramente per il proseguo della gara. Intanto calcio di punizione per il Trapani dopo 3 giri di lancette. Con la palla c'è Federico Sadotti che prende una rincorsa per lanciare, per giocarla col mancino. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Sadotti che va a cercare la porta, para senza grossi problemi Loiacono, prova a rompere il ghiaccio il Trapani. Occhio pa, occhio pa. Non è più un segreto è tua pa. il fatto che le dimensioni del terreno di gioco di Villa Sant'Alfonso siano diverse rispetto al solito. Vedremo anche se riuscirà a sfruttare questo vantaggio la Panormus. Intanto non riesce ad arrivare sul pallone Fazio. Dai, vicino, dai. Era andato giù la Motta, non c'è stato il fischio a suo favore. Qui la palla direttamente in fallo laterale, non riesce nella gestione Ravazza. Allora fallo laterale per il suo dirimpettaio, ovvero sia Novara. Subito l'incitamento, le indicazioni di mister Salvolo Giudice, mentre qui Fazio con la sponda, palla che arriva in area, conclusione con l'esterno, un po' sporca da parte di Bellingardo, palla sul fondo. Bellingardo in questa linea mediana completata da Quattrocchi e Cutrona. Parte dalla panchina un altro giocatore di qualità come Geraci. Bravo Peppe! Qui l'ottimo anticipo da parte di Buongiorno, palla troppo lunga per cercare di servire Sadotti. Occhio! Loiacono può andare al rinvio, varca al centrocampo, arriva dalle parti di La Motta che va con la sponda. C'è la chiusura però va bene sul pallone Bellingardo. Quattrocchi vince il rimpallo, ancora Quattrocchi, forse un tocco con la mano, si continua a giocare. Bellingardo al limite, prova a crearsi luce per il tiro, viene messo giù non secondo l'arbitro. Allora attenzione alla ripartenza di Buongiorno, cerca addirittura la conclusione. Il miracolo di Loiacono, come si dice in questi casi, bravi entrambi. Una soluzione che abbiamo visto in una delle recenti partite da noi prodotte, ovvero sia quella tra Athletic Club Palermo e Sport Palermo, con la conclusione da parte dell'attaccante della squadra ospite che è andata a beffare il portiere dell'Athletic. Qui intanto colpo di testa, pallone che rimane lì, la sforbiciata e l'intervento di Loiacono ancora risolutivo. E poi subito palla dall'altra parte a cercare Imperato che la tiene in campo, viene scortato fuori il numero 11 della Panormus, il quale non ottiene nulla. Si riparte dal fondo e Trapani che nel giro di 30 secondi ha prodotto 2 palle gol, una sicuramente più frutto dell'estro
di Buongiorno, l'altra più costruita sul calcio d'angolo. In entrambi i casi bravo lo Iacono a farsi trovare pronto. Bravo. Qui esce bene, palla al piede il Trapani, tacco di ribaudo, apertura di Catalano per Grillo, anzi per Ravazza che va a lungo, l'aggancio in area di rigore da parte di Zizzo che calcia, colpisce il palo, poi azione ancora viva, Sadotti tra le braccia di lo Iacono È tua Vicia. e corre Bravo, il tassometro delle palle gol in favore del Trapani. Chiedi all'arbitro dov'è. Intanto la palla giocata con il lancio intercettato, interviene a provare a gestire il pallone Liga. La battuta del fallo laterale di Novara, interviene di testa Ravazza, poi altra serie di colpi di testa, prova a mettere giù il pallone, a domesticarlo Saullo d'esterno per premiare la corsa di Sadotti, l'anticipo di Novara, si addormenta forse sull'uscita lo Iacono e allora Novara deve metterla in calcio d'angolo. Secondo corner della partita, Panormus un po' in bambola, anche perché il Trapani ha iniziato molto bene la partita, molto aggressiva. La squadra di Casano con Kevin Pio Ribaudo alla battuta del calcio d'angolo. La battuta sul primo palo, smanaccia lo Iacono. Poi prova ad arrivare Imperato che infatti arriva ma non riesce a gestirla. Boatta. Verticale, Imperato aggancia, poi prova a girarla in avanti, non arriva la Motta. E allora prova a ricostruire la Panormus, la Motta però si fa sbarrare la strada da Grillo. Arriva. La giocata di Catalano, ancora Grillo. Poi scambiano Impeduglia e Brancato. Ora Ravazza. Verticale, intercettato il suo passaggio, deve intervenire lo Iacono. Tu chiamavo, ce la chiamerai io, tu c'è il suo pallone. Battuta lunga da parte di Novara, colpo di testa da parte di Impeduglia, col controllo di Ribaudo che passa in mezzo a due. Ribaudo verticale ancora per lo scatto di Zizzo, questa volta l'anticipo. E da parte di Liga. C'è il fallo laterale per Ravazza. Palla che arriva verso l'area di rigore, Zizzo anticipato da Liga, poi colpo di testa che non riesce a Imperato, interviene Cutrona, poi subentra qui con la giocata Catalano, palla in fallo laterale. Le altre partite della 21esima e penultima giornata del girone A del campionato Allievi Elite Under 17, in campo anche Atena Vis Palermo e Gonzaga Cus Palermo in campo per la giornata, anche Buon Pastore Villa Abate, Fortitudo Bagheria, Calcio Sicilia, Academy Palermo Calcio, Città di Gela. Calcio Sicilia al quale basterà non perdere entrambe le partite o anche centrare una vittoria su due per aggiudicarsi il primo posto. Ricordiamo, poi c'è anche la fase playoff che riguarderà le squadre dal secondo al quinto posto di entrambi i gironi, quindi ci andranno ad incrociare le 8 squadre meglio piazzate alle spalle delle vincenti dei due gironi. Mentre la sponda di Fazio non viene raccolta, non riesce ad imbastire il gioco la Panormus, fin qui ben imbrigliata dal Trapani. Impeduglia rischia, la palla passa ai due centrali, Ribaudo verticale, il controllo da parte di Zizzo che viene fuori, vede l'inserimento da parte di Saullo che propone subito il cross in mezzo, non arriva Sadotti, anche con la trattenuta ai danni di Novara, punizione Panormus.
Provenza con il lancio, colpo di testa di Ribaudo, poi quello di Catalano, alza la palla Liga. Fazio col fisico ci prova, alla fine riconquista, poi però Catalano, che prima aveva subito il fallo dell'altro numero 10 in campo, però sia Fazio. Piazzato Trapani al 12°. Fino a qui nettamente meglio la squadra di mister Casano. La punizione verrà battuta da Ribaudo. Verso l'area, tentativo di girata, poi conclusione Mancina. E palla che si perde fuori, il tentativo di Bongiorno. La battuta da parte di Liga, poi Fazio con la sponda per la corsa di Imperato, la prima occasione in cui può sprintare il numero 11, viene però fermato dall'ottimo intervento di Ravazza direttamente in fallo laterale. L'aggancio volante di mister Lo Giudice per accelerare i tempi, anche se Novara perde qualche secondo nella battuta anche per guadagnare metri. Palla verso l'area, sponda di Fazio, poi prova ad arrivare senza successo Bellingardo, anche se qui sembrava aver conquistato il fallo laterale, invece il direttore di gara assegna la rimessa a Brancato e al Trapani. Stava giro contrario. Ribaudo. La palla lanciata all'indirizzo di Zizzo. Il controllo, spalla alla porta contro Boatta, e sono in tre su di lui, riesce la girata, poi Quattrocchi non bene di testa, e allora prova a passare Saullo, che commette fallo su Cutrona. Occhio ad accorciare, oh. La punizione per Liga. Lunga verso l'area avversaria, Fazio la fa scorrere, non controlla la Motta, poi in qualche modo Grillo. Qui Saullo con l'ultimo tocco che è il suo. Allora Cutrona la lascia come sempre a Boatta. Occhio! Boatta con la lunga rincorsa, palla verso l'area di rigore, un cross il suo come sempre, palla che rimane lì. Cutrona non interviene, riesce invece a farlo Catalano, poi Liga la ricaccia dall'altra parte, direttamente dalle parti di Maggiore. Brancato, anzi Impeduglia. Provenza senza farla rimbalzare, poi Imperato. Sponda su Novara che però veniva all'incontro, poi rischia qualcosa, alla fine riesce a liberarla bene su Quattrocchi. La Motta cerca la sponda di prima all'indirizzo di Fazio, non esce Maggiore, costringe i suoi compagni a spazzarla. Fallo laterale per Boatta, quarto d'ora che sta scadendo nel primo tempo. Boatta dentro l'area di rigore, colpo di testa di Provenza. La palla che si perde alta. E questo è il primo tentativo della Panormus. Un quarto d'ora di gioco. Questo che se sfruttato nel migliore dei modi può diventare uno schema a tutti gli effetti. Sempre tornando al discorso delle dimensioni del campo di Villa Sant'Alfonso. Tanto la battuta lunga con le mani a tal proposito di Novara. Palla ricacciata in avanti da Ravazza, poi colpo di testa di Catalano. Sadotti in avanti, chiude Liga. Oh beh, sto poi non deve passare. C'è chi fuori, oh. La battuta con le mani di Ravazza, allontana Provenza. Fazio per la corsa di Imperato che arriva per primo. Imperato potenzialmente con un 1 contro 1, salta Catalano, chiuso dall'ottimo intervento da parte di Brancato, che poi chiude bene anche su Fazio, il capitano del Trapani, che adesso esce palla al piede.
Brancato, verticale a cercare Sadotti, mette in fallo laterale Provenza. Qui l'ottima uscita, praticamente in cost to cost da parte di Domenico Brancato, che ha trasformato l'azione da difensiva a offensiva in pochi secondi. E c'è un fallo laterale per il Trapani. Palla che arriva in area, colpo di testa di Provenza a metter fuori, poi corre Imperato, la tiene in campo l'11 che fa salire i compagni, arriva Bellingardo, ancora Imperato, spinge l'11, inseguito da Ravazza che gliela porta via senza commettere fallo. Recupera Quattrocchi che sbaglia, poi lancia in avanti verso Zizzo, fuori gioco. Dai, vicino, dai. Dai, oh, concentratelo, dai! La punizione battuta da Liga, sempre lunghissima, cerca questa volta la Motta, il quale non riesce ad arrivare. Poi insegue la palla e la prende. Va giù senza fallo. Poi viene punito per il tocco di mano. La battuta da parte di Grillo, ha recuperato palla la Panormus. Imperato, fermato. La battuta lunga, colpo di testa da parte di Novara, poi il contatto presunto tale con l'arbitro che fischia in favore della Panormus. La partita è iniziata con parecchio ritardo rispetto all'orario delle 15:30. Oh, non ti scantare giocare, Qui Impeduglia sbaglia, allora Cutrona, palla di nuovo al numero 5 del Trapani e questa volta va a lungo, la palla arriva dalle parti di Sadotti che incrocia lo Iacono, miracoloso calcio d'angolo, improvvisa giocata da parte di Sadotti, vola ancora lo Iacono. E l'angolo, il terzo per il Trapani, lo aveva battuto Sadotti, ma va ripetuto. Il direttore di gara ha fermato il gioco prima. E allora si può battere il terzo calcio d'angolo della partita per il Trapani. Sadotti primo palo, c'è la chiusura, poi la parata di Lo Iacono sul tentativo da parte di Catalano e subito a rilanciare lungo, anche se non è granché il rinvio del numero 1 della Panormus, che però era tutta schiacciata indietro, quindi forse anche un po' troppa fretta da parte dell'estremo difensore di casa. La battuta lunga, colpo di testa, È nostro, dai. fallo laterale. Sì, forse un tocco con il braccio di Lamotta, si continua a giocare, fermato però Lamotta dall'intervento di Impeduglia che non evita il fallo laterale.
La rimessa di Boatta dentro l'area, la Motta controlla Grillo con la chiusura. Rimessa questa volta più corta, poi l'anticipo su Bellingardo che si stava coordinando, scontro. Rimasto a terra Cutrona. Si prenderà con un fallo laterale, costretto ad andare a bordo campo Cutrona, quindi momentaneamente in 10 la Panormus. Boatta questa volta teso in mezzo, colpo di testa a mettere fuori, poi 4 occhi al volo, palla fuori. Si è ripreso Cutrona. Catalano, poi l'aggancio volante di Bongiorno rimontato da Quattrocchi, allontana Bellingardo. La Motta non riesce a gestire, poi arriva Imperato, forse fermato con un fallo, si gioca. Zizzo, sponda per Saullo, Catalano riesce a giocarla in verticale ma sbaglia. Provenza, ancora Catalano, di prima. Il tacco da parte di Bongiorno per la corsa di Ribaudo, verticale, intercettata la Provenza. Ancora Ribaudo, porta a spasso il pallone. Catalano, pressato, non fermato però, e la fine conclusione debole da parte di Bongiorno. Occhio Peppe. Lo Iacono può andare a rinvio, grande protagonista fin qui del primo tempo, il portiere della Panormus. Almeno 2 interventi importanti. Ravazza lungo, poi arriva Ribaudo sulla ribattuta. Ribaudo salta Quattrocchi, non salta Novara che gliela ricaccia indietro. Ravazza, controllo, giocata non perfetta da parte di Quattrocchi, la palla esce, rimessa Panormus. Rimessa lunga di Novara, Imperato con l'aggancio, chiuso da Ravazza. Controllo spalle alla porta da parte di Bongiorno, poi di prima Sadotti, bravo in scivolata Liga in fallo laterale. Anzi, in realtà la palla non è uscita, la prova a controllare Sadotti, ci riesce Imperato che serve Bellingardo. Fazio, la sterzata di Fazio, fermato col fallo. C'è la punizione per Bellingardo, palla tesa, stoppata da Brancato, poi Imperato. Bellingardo prova a passare sulla destra il numero 7, non passa però, lo ferma Ravazza.
Rimessa per Boatta. Palla nel cuore dell'area, colpo di testa di Brancato. Poi Quattrocchi. Gestione per Provenza. Lo Iacono. E allora viene sul Trapani. Bravo qui lo Iacono con la giocata per Cutrona. Apertura dall'altra parte a cercare Imperato. Imperato la tiene in campo. Duello con Ravazza che ancora una volta la meglio. Poi sbaglia il lancio e allora Quattrocchi, rimontato e fermato da Zizzo. E fallo. Palla giocata in avanti, poi altro tentativo di Catalano. Questa volta direttamente, nettamente fuori. Batte lungo. Staccati. Arriva. Poi Saullo vince il rimpallo, evita un avversario, palla dall'altra parte, alla ricerca di Ribaudo. Ribaudo con la sterzata, poi palla per vie centrali, anticipato Zizzo, arriva Catalano che finta il tiro. Ancora Catalano, fermato, e allora si riparte da Ravazza. Verticale, c'è Saullo. L'anticipo qui di Quattrocchi, poi cerca la giocata. Imperato, palla in fallo laterale. Rimessa per Novara, la Motta, controllo e colpo di tacco, la palla esce ma c'è stata deviazione. Altra rimessa qualche metro più avanti, sempre per Novara. Anticipo sulla Motta, altro fallo laterale, sempre allo stesso punto praticamente. Novara. Controllo tentato da Fazio, spazza, Brancato. Ed è di fatto un fallo laterale dall'altra parte per la Panormus alla mezz'ora del primo tempo. Boatta, Fazio con la sponda, la Motta cerca la girata, palla che esce dall'altra parte, tentativo ambizioso da parte di La Motta. Impeduglia, ancora a cercare il lancio lungo, Provenza con l'anticipo. Qui scivola Boatta, ne approfitta Sadotti che si è invertito e passato a destra. Sadotti, serie di finte, non passa in mezzo a due anche per il fallo di Liga. Questa è un'ottima posizione per il mancino di Federico Sadotti. Sono 3 in barriera, fischia l'arbitro, la partenza di Sadotti con deviazione, calcio d'angolo. La battuta allontanata. Poi Vai, fuori gioco. Vai, girati, va. Girati.
Battuta lunga, colpo di testa di Impeduglia, fallo laterale tra Panormus al 32esimo minuto. Boatta lungo con le mani, cerca la sponda Cutrona, tocco Impeduglia, calcio d'angolo. La battuta di Quattrocchi, secondo palo, colpo di testa. Palla che si perde fuori, ci ha provato la Motta. Intanto attenzione, la giocata Fazio! Vantaggio Panormus. Sì, ha segnato Fazio, sembrava che l'arbitro avesse annullato, invece no. Passa a condurre la squadra di Lo Giudice 1-0. Situazione di disattenzione qui da parte del Trapani, punisce Fazio. Proprio dal rinvio dal fondo che era nato dall'occasione del calcio d'angolo di prima, Quattrocchi di testa, poi il controllo in corsa di Catalano, sempre Quattrocchi sulle sue tracce. Intanto un po' di indecisione perché non si è giocato di fatto, si è giocato a vuoto comunque perché l'arbitro non aveva fatto riprendere il gioco per redarguire la panchina della Panormus. E allora rimessa che deve ripetere qualche secondo dopo il Trapani. Qui la sponda di Sadotti, palla per Buongiorno, Sadotti ancora chiuso da Boatta. Fallo laterale per Grillo. Direttamente dentro l'area, colpo di testa a mettere fuori di Provenza, calcio d'angolo. E il quarto corner per il Trapani, uno ne ha battuto la Panormus, ma ancora Sadotti col mancino a rientrare. Questa volta morbido e mezzo, colpo di testa di Provenza, poi ancora rimane il pallone con Brancato, altro colpo di testa a mettere fuori, l'arbitro fischia e fischia contro il Trapani. Qui le urla belluine di Lo Giudice all'indirizzo del suo portiere, reo di non essere uscito sia sul cross comunque abbastanza morbido di Sadotti, sia sulla giocata successiva. Qui Fazio non riesce a giocarla. Quattrocchi in verticale, ci sono solo maglie bianche, in particolare quella di Brancato che salta in dribbling imperato, prova a passare anche su Bellingardo che perde il rimpallo. Tocco di La Motta, quello di Provenza, fallo laterale Trapani che adesso ha 9 minuti più recupero per reagire prima dell'intervallo di metà gara. E con le mani va Ravazza, di testa La Motta, la scorta ancora fuori il 3 che vuole riprovarci con le mani.
Palla ancora dentro i 16 metri della Panormus, spinta ai danni di Liga. Punizione Panormus con lo Iacono. Batte lungo. Ribaudo, poi sponda aerea di Sadotti che non riesce, prolunga Fazio all'altra parte. Brancato. Impeduglia di prima, la palla in qualche modo passa e arriva dalle parti di Buongiorno. Non controlla Zizzo. Bravo Giorgio. Novara, Quattrocchi, Novara, palla a terra per Bellingardo, poi non arriva Fazio, arriva Impeduglia, poi ancora 2 volte il 5 del Trapani, dall'altra parte Provenza, di testa Catalano per ancora Provenza, prima con i piedi poi con la testa, c'è uno scontro aereo, direttore di gara che lascia giocare, Boatta calcia in avanti, la palla esce, qui direttore di gara che avrebbe dovuto fermare il gioco. Che reduci a livello di calcio nazionale dalle polemiche per Lazio Milan, per il gioco non interrotto con il giocatore del Lazio con la testa insanguinata. I direttori di gara devono sicuramente essere più attenti in queste circostanze. La Motta, verticale su Fazio, allontana Impeduglia, poi la palla giocata in avanti, non riesce ad arrivare Buongiorno, allora ancora la Motta. Allarga su Boatta, sterzata, vuole ragionare con calma, poi alza questo pallone morbido sul quale arriva Grillo. Ancora Boatta di testa, Bellingardo, interviene Catalano, poi Quattrocchi. La Motta con la finta di corpo viene fermato col fallo di Ribaudo. Punizione per Bellingardo, stiamo per entrare negli ultimi 6 minuti, poi vedremo se ci sarà recupero. Partita abbastanza scorrevole, non si dovrebbe andare oltre il singolo minuto di extra time, vedremo intanto qui Bellingardo con la punizione, facile per il portiere maggiore. Impeduglia, pallone lungo, Provenza col tempo giusto, poi la Motta in qualche modo arriva, Quattrocchi, verticale su Fazio, sponda per Imperato, sponda un po' telefonata, letta bene da Impeduglia. Bellingardo cerca Imperato che ha la meglio su Grillo, Imperato può spingere, Imperato fermato da Impeduglia, grande intervento fin qui, benissimo i due centrali, anche se Impeduglia si addormenta, pronto subito a smentirmi. Cutrona sterzata a destro con deviazione. Stavo per tessere le lodi dei due centrali Impeduglia e Brancato. Impeduglia si è addormentato su quella palla. Catalano fermato da Liga. La Motta verticale su Fazio che sembra un po' stanco, e alla meglio Brancato. Saullo cerca ancora la verticale, trova, anzi non trova Zizzo, tratto in inganno forse dal buco di Novara. Qui anche la panchina del Trapani ha qualcosa da ridire all'indirizzo del direttore di gara. Un po' fiscale in certe circostanze, soprattutto nei dialoghi tra le due panchine e con le due panchine. Qui intanto è rimasto a terra Fazio, pallonata allo stomaco per il numero 10.
sta rialzando pian piano Fazio. Si è rialzato momentaneamente in 10 e senza il suo numero 10, Panormus, la Motta non la gira bene, palla in fallo laterale, rientra Fazio, parità numerica ristabilita, 3 più recupero alla fine del primo tempo. Ravazza con le mani, Provenza la tocca in qualche modo, poi lo Iacono con l'uscita subisce fallo, il portiere della Panormus. Fazio prova a calciare, debole, centrale, prevedibile per Maggiore che va subito al rinvio. Il controllo ottimo, spalle alla porta da parte di Bongiorno, però aggredito dalla Motta. Cutrona, non arriva Fazio sul lancio. Impeduia, sporca il pallone Imperator, recupera il pallone la Panormus. Fazio allarga Bellingardo. Tocco per la Motta che deve lavorare questo pallone davanti alla sua panchina. E poi pallone che credo sia uscito. La rimessa con Provenza che ha la meglio su Bongiorno. Ribaudo per Catalano, palla che in qualche modo passa e arriva a Bongiorno, verticale per Zizzo, qui gran palla di Bongiorno e ottima chiusura di un ottimo Provenza. Ultimi 90 secondi del primo tempo, poi solo recupero prima del duplice fischio. Quattrocchi prova a prolungare il pallone, alla meglio Catalano, poi ribaudo, zona tiro, intercetta Boatta, riparte la Panormus con questa palla lunga alla ricerca di Imperato, lo rimonta Brancato. Gran chiusura del capitano del Trapani. Rimessa per Boatta. Cerca Cutrona, forse è spinto Imperato. D'esterno, palla alta. Zizzo, show aggressivo, troppo aggressivo di Novara, punizione Trapani. Battuta verso l'area di rigore, non esce ancora lo Iacono, palla che rimane lì, Catalano. Tiro ribattuto, quinto calcio d'angolo per il Trapani proprio in chiusura di primo tempo. Vediamo se sarà l'ultima palla della frazione. 2 minuti, no, quindi si giocherà ancora. Sadotti, sempre col mancino a rientrare. Palla che spiove, questa volta esce lo Iacono. Quattrocchi, in avanti male. Allora Saullo, tiro ribattuto, poi arriva Catalano, tocco in area di rigore. Netto fuori gioco. Zizzo, che comunque aveva calciato in bocca allo Iacono. Allora lo Iacono con rinvio. Ribaudo, male di testa, la palla arriva comunque dalle parti di Daniel Maggiore che la vuole giocare subito. Provenza, sempre puntuale. Ribaudo, sterza su Bellingardo, poi perde il rimpallo sulla Motta, allora proprio Bellingardo ritrova il pallone. Boatta può spingere, accelera Boatta che prende metri, fa salire i compagni, cross poi ribattuto e alla fine Boatta guadagna inizialmente fallo laterale, poi esagera sul pressing Saullo, commette fallo, punizione. Palla che conoscendo Boatta sarebbe comunque arrivata in area col suo fallo laterale, arriva verso gli ultimi metri del campo del Trapani con una punizione. A una trentina di secondi dallo scadere del recupero. Quattrocchi
teso verso la porta, blocca senza grossi problemi maggiori. Rinvio, il controllo, spalla alla porta di Zizzo. Zizzo prova a passare, lo ferma Bellingardo, rimessa Trapani. E presumibilmente ultima opportunità del primo tempo. Ravazza con le mani, Provenza 2 volte, poi la terza è quella risolutiva perché toglie il pallone dall'area. Saullo resiste, fallo però allo scadere del recupero. Lascia giocare il direttore di gara. Abbastanza chiaro il direttore di gara come va fischio. Quindi presumibilmente andrà per i pali in Peduglia. Il fischio in Peduglia, in effetti cerca i pali, allontana Liga ed è l'ultimo pallone del primo tempo. 1-0 per la Panormus. Decide per il momento il gol di Fazio, arrivato al primo tentativo della Panormus dopo un ottimo inizio del Trapani. Poi ha preso campo, ha preso fiducia la squadra di Lo Giudice, che va a riposo avanti di un gol e soprattutto seconda in classifica. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ovviamente restate con noi. Geraci contro Folgore Castelvetrano, 24esima giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da parte di Nicolo Cillufa e benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Sicolo, in palio punti pesanti in chiave salvezza. Poi Ogbonda va da Lopizzo che la mette giù con un ginocchio. Lopizzo, la parata di Pizzolato, palla che rimane lì e poi con il tacco Guadagnoli non riesce a spingere in rete. Assur, il pressing alto di Scalisi non è falloso e quindi occhio a Guadagnoli. Fernandez servito un po' male dal numero 9, ci prova poi da lontanissimo Valentino De Morra con il suo tiro. Palla messa dentro, la spizzata di Assur e poi il tentativo in acrobazia provato da Gancitano. Va lungo da Sant'Angelo in aiuto Gancitano. Ancora il numero 9 che trova una traccia per andare dentro. Il cross di Gancitano, in qualche modo Barbagallo. Sant'Angelo la prolunga, poi la conclusione da fuori, la rete del Castelvetrano che sblocca la partita. Un gran gol al 28esimo, cambia il punteggio allo stadio Santissima Trinità. Gran gol trovato da Pietro Spanò. De Morra cerca di portare un po' di qualità nella manovra offensiva del Geraci. Il cross di De Morra, direzione del secondo palo, dove c'è Guadagnoli che la tocca per Fernandez. Lovisi, c'è vicino a lui Gancitano che fa una bella giocata, palla centrale per Lovisi che conclude. Pane bianco, apertura dall'altra parte per De Morra che poi crossa con il destro per il tiro di Guadagnoli che non trova lo specchio della porta. 5 in barriera più il consueto coccodrillo per Pizzolato. Fischia l'arbitro, va il capitano che pennella così. Pane bianco, Geraci 1, Folgore 1. Il gol del pareggio del numero 3 che da calcio piazzato trova l'incrocio e pareggia i conti. Combinazione ancora sulla catena di sinistra, Rodriguez che si appoggia a Pane Bianco con il sinistro, il cross dentro, il tocco di Guadagnoli, salvataggio sulla linea praticamente della difesa della Folgore. Pane Bianco
scavalca una sorta di sombrero Sant'Angelo, poi ancora Pane Bianco, grande ripresa da parte del numero 3 del Geraci. 10 minuti a grande intensità, ancora Pane Bianco sulla sinistra, la mette dentro per lo stacco di Guadagnoli che però non arriva. Grande partenza del Geraci, poi ha preso le contromisure la Folgore che ci prova adesso con Fofana. 75esimo, opportunità per la Folgore. Palla va sul secondo palo, lo stacco di 5 mani. Ashur, occhio a Fofana che ce l'ha sul mancino, Fofana la mette dentro, facile per Barbagallo. Che dà il via al contropiede del Geraci con Fernandez che salta 2 calciatori e poi Pizzolato. Qui saltaggio, questo trampetto Bonda prima di lui, poi conclude da lontanissimo la soluzione cercata dal numero 5. Sul primo palo c'è Fofana, palla però va dall'altra parte dove si è coordinato incredibilmente, direi, 5 mani e poi arriva il tocco vincente di Ashur al 90esimo. La Folgore passa a Geraci. Ed eccolo qua, il triplice fischio. Folgore Castelvetrano batte Geraci 1-2 in trasferta. Con mister Pagaltri di Bagheria Casteltermini, oggi cade la sua squadra in casa. Primo tempo ottimo, poi secondo tempo? Blackout, si spiega così. Hai detto tu, il calcio è bello per questo. Poi loro nel momento nostro di sbandamento, quello che non abbiamo fatto noi nel primo tempo, lo hanno fatto loro, ci hanno giustiziato e poi la partita è andata per come è andata, con una vittoria che non ha rubato niente il Casteltermine. Applauso a loro che hanno lottato su ogni palla e hanno vinto la partita. C'è anche dire che comunque lei fa da un po' di partite farà meno dei suoi 2 numeri 9, Stassi e Morana. Anche oggi si è dovuto adattare, ripeto, come prima punta. Quanto pesa questo fattore? Questo pesa tanto perché come vedi abbiamo difficoltà a fare gol, però non significa niente perché alla fine se non fai gol comunque uno l'avevi fatto, eri in vantaggio 1-0, dico non è un problema di fare il gol perché potevamo anche non prenderlo. Il calcio è questo, si accetta, lo sapevamo che era dura, siamo arrivati nel momento non più delicato, nel momento decisivo del campionato, ci siamo arrivati così, un po' con qualche certezza in meno, però noi alla fine ci alleniamo bene. Vediamo, ci sono altre 4 partite, daremo il massimo e poi tireremo le somme. Alla fine mancano ancora 4 partite, il discorso è ancora aperto, non è chiuso. C'è il quinto posto, il quarto posto, ci dobbiamo parare dal sesto posto alla settima, però dobbiamo difendere anche eventualmente il fatto di poter arrivare a meno di 10 punti dalla seconda. Ci sono 4 partite, ancora è tutto aperto, abbiamo un calendario molto bello da affrontare con Partinico che è una squadra candidata perché ha fatto un giorno di ritorno favoloso con San Giovanni Gemini, lì che è una squadra quarta in classifica e poi col Piana. Il calcio è bello per questo, magari partite in cui le meriti di vincere le perdi, partite che sembrano sulla carta più abbordabili come oggi, ma non c'era niente di abbordabile perché il Casteltermine aveva cambiato guida tecnica, ha fatto veramente un gran secondo tempo con un'ottima squadra, con un ottimo allenatore e con ottimi elementi, e quindi le partite queste ci restano sono sicuramente molto complicate, però guai a mollare, ci alleniamo, ci andiamo a giocare tutte e 4 partite e poi alla fine tireremo le somme se siamo bravi e fortunati. La fortuna aiuta chi non molla mai, quindi in questo momento non si molla, si accetta la sconfitta, si fa tesoro di questa sconfitta per capire dove abbiamo sbagliato, si cerca di migliorare e affrontare al massimo delle aspettative le ultime 4. Grazie mister.
Entriamo da Villa Sant'Alfonso, secondo tempo della sfida tra Panormus e Trapani. Il parziale dopo i primi 45 minuti lo vedete, 1-0 per la squadra guidata da Salvo Lo Giudice in virtù del gol messo a segno da Fazio, gol che per il momento colloca a 90, anzi a 135 minuti dalla fine della regular season la squadra oggi in maglia gialla al secondo posto nella classifica del girone A del campionato allievi Elite Under 17, proprio a discapito del Trapani. Ricordiamo che entrambe le squadre hanno iniziato questa partita con 40 punti in classifica, 5 in meno rispetto alla capolista Calcio Sicilia, che ricordo giocherà contro la Fortitudo Bagheria. Basterà non perdere nessuna delle due gare o vincerne una delle due ai palermitani per confermare il primo posto ed evitare dunque i turni playoff che per il momento coinvolgerebbero entrambe le squadre che stiamo seguendo. Qui in diretta al terreno di gioco di Viale Michelangelo, direttore di gara che è pronto a dare il segnale di apertura della ripresa. Sulla palla c'è Buongiorno del Trapani. Non ci sono state novità negli schieramenti rispetto a quanto si è visto nel primo tempo. Giorgio, pensa alla partita tu, Giorgio. Dai. Sembra tutto ok, sembra che possa finalmente avere il via il secondo tempo. Sulla palla Buongiorno. E si riparte. Secondo tempo di Panormus Trapani. Ribaudo di testa. La palla giocata in avanti da Sadotti, fuori gioco di Zizzo, formazioni con la Panormus che schiera lo Iacono in porta, linea difensiva con Novara a destra, Boatta a sinistra, centrali Provenza e Liga, in mezzo al campo Quattrocchi con Bellingardo e Cutrona che è anche il capitano oggi. In avanti Fazio a fare da pivot, affiancato da Imperato e la Motta. E dopo questa azione del Trapani andremo alla lettura proprio dei Granata con Catalano. Conclusione debole, viene graziato qui lo Iacono. Dunque dopo 38 secondi la prima occasione della ripresa, la firma la squadra oggi in tenuta bianca guidata da mister Casano che schiera in porta Maggiore, in difesa a destra Grillo, a sinistra Ravazza. I centrali sono Capitan Brancato ed Impeduglia, in mezzo al campo pronto a incaricarsi della battuta, salvo poi spostarsi Ribaudo con lui Saullo, più avanti Catalano, sugli esterni Sadotti e Buongiorno, la punta centrale è Zizzo. Calcio di punizione Impeduglia, palla in orbita. Ricordo anche la composizione delle panchine della Panormus: il secondo portiere Presti Giacomo, poi Viola, Profeta, Trapani, Rampulla, D'Amico, Chinnici, Mattaliano e Geraci dall'altra parte per il Trapani. Consiglio, Giannone, Di Girolamo, Poma, Parrinello, Pampalone, Localio, Affun e Peralta. Intanto si muove tra le linee Buongiorno, la sponda col tacco intercettata da Quattrocchi, fallo laterale per il Trapani. Andare alla battuta con le mani Giacomo Ravazza, dentro l'area di rigore, pallone che rimane lì, c'è la sforbiciata e palla che esce di un nulla, dovrebbe essere stato Zizzo a colpire. Bravo Vice, bravo Vice. Bellissima la giocata del numero 9, palla rimasta lì a galleggiare con un po' troppa sufficienza da parte dei giocatori della Panormus e Zizzo per poco non trovava il bellissimo gol del pareggio. Rinvio di lo Iacono, Ribaudo colpisce male, poi perfezione il rinvio Brancato, palla che arriva in area, lo Iacono.
occhio qua, oh. Invita a salire i suoi giocatori lo giudice mentre lo Iacono rinvia verso il centrocampo. Ribaudo. Poi quattro occhi con campo verticale, forse un po' troppo affrettata. Alla fine esce Brancato che non riesce a servire i compagni, in particolare Sadotti. E Boatta con le mani verso l'area. Impeduglia in qualche modo, poi in due tempi allontana. Zizzo per una volta anticipa Provenza, poi la palla giocata in verticale, chiude Novara. La rimessa per Ravazza. Questa volta c'è l'anticipo su Provenza, poi pallone allontanato da Liga. Prova a liberarsi Imperato, poi Brancato, la gioca male. Quattro occhi. Fermato anche lui. Qui buona giocata di Saullo. Pallone in verticale alla ricerca di Zizzo. Zizzo e lo Iacono! Ma che cosa ha preso lo Iacono? Calcio d'angolo! Sarà almeno il terzo miracolo che fa lo Iacono. Ma qui bravo Zizzo a buttarsi nello spazio. Aveva praticamente battuto lo Iacono che ha scelto un lato in cui tuffarsi, ma ha tenuto la mano alzata e ha detto da qui non si passa. E allora corner. Il sesto per il Trapani. Colpo di testa! Ancora lo Iacono. E la palla che esce in calcio d'angolo. Colpo di testa di Grillo. Adesso Trapani che meriterebbe quantomeno il pari per le palle gol che sta creando. Occhio a questo corner. Mette fuori Provenza, rimessa dall'altra parte. La rimessa di Sadotti. Di testa Fazio, poi allontana quattro occhi. La vuole giocare subito, lo fa Ravazza. Ribaudo, verticale, chiude Provenza. Detto delle... Tanto occhio a questa rimessa verso l'area di rigore, allontanata, c'è Saullo fermato, poi Ribaudo, palla fuori. Può respirare la Panormus che deve ancora ringraziare il suo portiere come in avvio di primo tempo. Trapani che oltre alle 3/4 grandi parate di lo Iacono ha anche colpito un palo con Zizzo nel primo tempo e sempre col suo numero 9 ha sfiorato il gol in avvio di ripresa, quindi sono 6 le occasioni nitide create dagli ospiti. Catalano qui, fermato da Liga. E angolo. Anzi no, rimessa, arriva Favazza. Rimessa verso l'area di rigore, pallone che spiove, allontana Liga. Poi Fazio a duellare con Ribaudo, alla meglio quest'ultimo che riesce anche a pulire il pallone. Fazio in qualche modo lo rallenta. C'è Saullo sull'out di destra, poi converge, palla per Impeduglia, conclusione ribattuta. Ancora Impeduglia in avanti, chiude Provenza, sempre Impeduglia. C'è un flipper in mezzo al campo, fallo di Saullo. Arbitro, cerchiamo di essere seri, Capito? Se ti viene. Comportamento dignitoso, arbitro. Senza mettere tutti Occhio Giacomo. Punizione Panormus, 7 minuti, ma è già successo di tutto in questa avvio di ripresa. Pallone dalle parti di Maggiore che vuole dare subito ritmo e lancia lungo. Liga di testa. Bellingardo la gira ancora avanti. Imperato, controllo e destro, strozzato. Sentito il momento per calciare, ci poteva anche stare, considerato anche l'ottimo controllo. Occhio. Zizzo, fermato da Bellingardo. Bellingardo, palla per Fazio, sponda immediata per la Motta, scorta tutto fuori dal campo Brancato. Dai, C'è il primo cambio della partita, lo vuole Salvo lo giudice, fuori Imperato, dentro Gabriele Rampulla.
Ci ha provato a incidere sulla partita il numero 11. Cambio pari ruolo, un esterno d'attacco per un altro. Catalano. Per un attimo dimentica il pallone, poi cerca di giocarlo avanti, allontana Provenza, addossa un avversario, fallo laterale. Novara in avanti, Bellingardo riesce a girarla in avanti, non la tiene in campo la Motta, anzi sì, secondo l'arbitro. Quattrocchi, sbaglia, poi ritorna sul pallone, deviazione. Zizzo recupera Quattrocchi, la palla però ce l'ha il Trapani solo per un attimo perché sbaglia Buongiorno, allontana Boatta. La rimessa per Grillo, prolunga Buongiorno, l'arbitro fischia contro il Trapani. Batte Liga, non arriva Rampulla e comunque rimessa per la Panormus che l'ha toccata Grillo. Battuta verso l'area, sponda di Cutrona, Fazio si gira, non trova il momento propizio per calciare, poi Novara forse con un braccio si gioca, palla allargata sulla Motta, fuori gioco. Dai, Chia. E punizione con la battuta lunga di Brancato. Zizzo non controlla bene. Dai, va bene, dai. Vieni un calcio. Vai, vicino. Ne ho solo, non ne ho calcio. Novara. Qui la Motta con un fallo secondo l'arbitro. Grande, già. Saullo. Battuta in verticale, Boatta non vuole rischiare, la spazza via. La Motta con la sponda ha sbagliato il movimento Fazio. Guarda lì, lavoro in maniera seria e impegnativa. Fatti il tuo lavoro seriamente, capito? Non si carichi. Qui intanto la palla giocata in avanti, male. Intanto Boatta, pallone in verticale con la giocata poi di Ribaudo direttamente fuori. Modera, hai capito? Non andare oltre, modera. Può andare dal fondo lo Iacono. Palla lunga di lo Iacono direttamente fuori. Per colpo di testa da parte di Cutrona. Altra rimessa per Grillo, altro colpo di testa di Cutrona, poi allontana Provenza. La Motta insegue il pallone, arriva Ravazza, messo giù senza commettere fallo però. La Motta, pallone lungo verso l'area, colpito Sadotti che cercava di liberarsi. Qui colpo di testa all'indietro di Ribaudo, poi Brancato intercetta Bellingardo, prova a passare Bellingardo, deve cercare la giocata d'insieme con la Motta ma recupera il Trapani. Saullo fermato da Bellingardo e allora spinge Cutrona alla ripartenza, trattenuto da Saullo, fallo e giallo. Primo ammonito della gara, Filippo Saullo.
La battuta, poi Quattrocchi fermato, prova a ripartire il Trapani con il lancio in avanti di Saullo, la corsa di Zizzo chiude Novara. Poi pallone per Buongiorno che litiga col campo, conclusione di battuta, Saullo ci prova, blocca. Lo Iacono. Il rinvio di Lo Iacono. Colpo di testa appena accennato da Grillo, poi Fazio aiuta Rampulla. Rampulla evita l'avversario cross che attraversa tutta l'area. Arriva Bellingardo. Fermato. Rimessa di Novara verso l'area, colpo di testa a mettere fuori, rovesciata di Rampulla, allontana Ribaudo. Il controllo poi di Buongiorno, verticale a Catalano che non aggancia, Provenza mette fuori. Bellingardo, Rampulla, controlla a seguire poi l'intervento sui danni e ancora Rampulla. Battuta lunga con le mani di Ravazza, poi la chiusura di Novara. Altra rimessa di Ravazza verso l'area di rigore, deviazione! Lo Iacono, forse l'ha toccata addirittura Provenza. In ogni caso, sempre attento lo Iacono. Rampulla con le braccia in maniera palese su Grillo che la mette in fallo laterale per protesta. Posso dire che con anche delle buone ragioni per farlo. La rimessa verso l'area, colpo di testa a mettere fuori di Grillo, poi controlla, forse un po' di leziosità Saullo, regalando palla a Rampulla che crossa, pallone che attraversa tutta l'area. C'è Bellingardo che converge, tocco centrale, Quattrocchi pensa al tiro, viene rimontato, ancora Quattrocchi, Bellingardo respinto, poi riesce ad uscire Zizzo, forse tocco con la mano almeno per questo, protesta Bellingardo, l'arbitro ferma il gioco per ammonire per protesta il set. Secondo ammonito della partita, dunque, Andrea Bellingardo, dopo Saullo. Riprende il gioco, Impeduglia, battuta lunga, lo Iacono con l'uscita, c'erano almeno 2 giocatori del Trapani in fuorigioco. Batte lungo Liga, colpo di testa di Impeduglia, Sadotti trattenuto da Boatta, punizione. Impeduglia con la battuta verso l'area di rigore, Zizzo di testa, lo Iacono prende anche questa, calcio d'angolo. E l'angolo che è il 7° per il Trapani, battuta tesa in mezzo, la Motta in qualche modo poi spazza Fazio, la gioca lunga Ravazza, poi Novara,
Brancato ancora in avanti, posizione irregolare da parte di Grillo. Per il momento tutto fermo sulla panchina del Trapani, un paio di giocatori a scaldarsi. Anche dall'altra parte un solo effettivo della panchina della Panormus si sta muovendo. Qui intanto è chiusura su Buongiorno, non si capiscono Fazio e Rampulla. E allora ancora Buongiorno, palla per Zizzo, sbagliata. E la rimessa per Novara. Colpo di testa di Ribaudo. Poi mette giù e palleggia elegantemente Buongiorno. Novara ancora. La Motta prova a sfondare, poi la palla torna da lui. Quattrocchi. Fischio contro la Panormus. Cutrona, già sbagliato il Trapani. Cutrona di testa Rampulla, poi arriva Fazio, forse sbilanciato ma si continua a giocare, sbaglia il tocco Bellingardo. Saullo passa su Fazio che evita anche di spendere il fallo, se ne lamenta Saullo ma l'arbitro ha deciso. Bellingardo, verticale per la corsa di Rampulla, Rampulla in area, incrocia, palla fuori di nulla, ha attraversato tutto lo specchio della porta. Devi farla rospigliare. Colpo di testa di Boatta, poi Bellingardo in sforbiciata, Rampulla in anticipo. La Motta prova a prolungare, chiude in peduia, pallone che rimane in campo. Poi Rampulla non la tiene in campo. Si riparte con un fallo laterale, 25 più recupero alla fine. Cutrona, Fazio, poi palla giocata in avanti, si allacciano in due, l'arbitro fischia contro la Motta. La punizione, colpo di testa di Provenza in fallo laterale. La rimessa in avanti Ravazza, colpo di testa a mettere fuori di Provenza, poi Cutrona direttamente in fallo laterale. Di testa Bellingardo, poi Ribaudo palleggia e calcia fuori. Palleggiano Provenza e Liga, poi il lancio di quest'ultimo, prova la sponda Rampulla, arriva Cutrona, Fazio cerca di dare il pallone in ritorno, lo giù, Cutrona senza fallo, poi Quattrocchi, Rampulla, palla per Cutrona in avanti, l'appoggio a Rampulla, Rampulla con il cross, Bellingardo di testa, arriva troppo sotto al pallone, non riesce a indirizzarlo. Di testa Provenza, poi palla in qualche modo arriva a Zizzo, chiuso da Novara, l'arbitro fischia. Rimesso a terra Bellingardo, le proteste di Cutrona proprio perché c'era un giocatore a terra, probabilmente per un colpo alla testa.
Dai, finì, Uoca, finì! La rimessa di Ravazza, scusate. Zizzo va giù cercando palesemente il contatto, punizione. La punizione battuta da Provenza. Fazio prova a dribblare, Fazio viene fermato. E allora Impeduglia porta sul pallone, non vuole perdere tempo il Trapani. Catalano forse la sistema con una mano, arbitro che non se ne avvede, spazza via Boatta. Impeduglia, Provenza in fallo laterale. Prepara il suo primo cambio il Trapani, fuori Zizzo. Al suo posto Parrinello, maglia numero 16, è già uscito Zizzo, può entrare. Non è entrato Luca Parrinello. La battuta con le mani per Grillo dentro l'area, di testa ancora Provenza che le ha prese quasi tutte fino a qui. Ultimi 20 più recupero. Ancora Grillo con le mani verso l'area, colpo di testa di Brancato direttamente fuori. C'è Fazio a terra. Allora ne approfitta lo giudice per il cambio, per chiamare D'Amico. Per fuori Fazio, dentro D'Amico, cambia inevitabilmente la conformazione dell'attacco della Panormus, meno peso e più dinamismo. Adesso la Motta si va a mettere come riferimento centrale. D'Amico largo a destra. Palla che passa dalle parti di Ribaudo, d'esterno per la corsa di Sadotti, Scortanovara, l'uscita di Loiacono. Può battere la punizione il portiere della Panormus, senza dubbio migliore in campo fin qui. Provenza calcia più lontano che può. Colpo di testa di Grillo, poi Parrinello, prima palla della sua partita, la cerca subito lunga, Provenza di testa. Aggancia Saullo, poi calcia lontano Liga e allora la Motta. Fermato senza fallo la Motta. Può prendere campo adesso Ribaudo. Palla in verticale, intercettato da Liga che subisce anche il fallo. Punizione battuta da Liga. Rampulla la fa passare, la Motta palleggio, la Motta va giù, poi la palla rimane lì e alla fine la tiene senza grossi problemi. Maggiore.
Boatta col recupero palla e col fallo subito. Qui ancora ottima giocata di energia del terzino sinistro della Panormus. 17 più recupero alla fine. Quindi circa una ventina di minuti, considerando il recupero. Partita che continua ad essere poco spezzettata. È chiaro che però i cambi la stanno un po' rallentando. Liga sui piedi di Ribaudo che controlla. Cutrone in fallo laterale. Ma vai, chiamato pallone già. Ravazza che si va a prendere il pallone verso l'area, la sua rimessa, interviene Novara, poi D'Amico riesce a prolungare, la Motta, controllo e tentativo di lancio con la palla che gli rimane sotto la scarpa, il controllo di Sadotti all'altra parte, posizione regolare, spazza. Quattrocchi. Con le mani Ravazza, ancora in aria, palla che viene allontanata, poi Ribaudo, ribattuto da Cutrona che aveva appena subito fallo e poi doppio 5 con Bellingardo. Battuta di Provenza. Con la schiena Rampulla in qualche modo, poi Ribaudo a vuoto, Novara non Provenza. E allora D'Amico prova a passare, lo ferma. Uno Ribaudo straripante in mezzo al campo. Cutrona in avanti, impeduglia bene, qui sforbiciata in anticipo, poi colpo di testa di Parrinello sbagliato. Cutrona anticipato da Saullo che può spingere, invece decide di andare in verticale, controlla Catalano, lo scorta Boatta. Qui non si è accorto della corsa in verticale del compagno Catalano che ha agganciato la palla. A 14 più recupero dalla fine finisce proprio la partita di Catalano, inizia quella di Pampalone. La maglia numero 17 si va a mettere proprio nello spot occupato dal suo compagno col numero 10, quindi tra le linee di centrocampo e di attacco. Che proprio Pampalone al contrasto con Quattrocchi. Poi pallone giocato in verticale da Saullo, dalle parti di Sadotti che la uncina verso l'area, allontana Provenza, poi Pampalone a vuoto, si va a scontrare con Liga, impatto fortuito, ma occhio alla ripartenza. Cutrona immediatamente in verticale sbaglia. D'Amico sterza sul Ribaudo che per una volta si fa saltare. D'Amico, altro dribbling, poi ancora giocata. D'Amico sul fondo, mette in mezzo, prende in controtempo tutti, ma qui aveva fatto un'ottima giocata. Quattrocchi in area, la Motta controlla a seguire, ancora la Motta, prova a passare in mezzo a due, poi l'uscita di Maggiore ha rischiato qui la difesa del Trapani in due circostanze. Novara pressato, palla colpita forse con un braccio, si continua a giocare, poi servizio in verticale per Bongiorno contro Quattrocchi, prova ad andare sul fondo, mette in mezzo, allontana forse Provenza, sì, poi contatto, punizione. Problema al fianco per Rampulla nello scontro con Grillo. Tutti seduti in panchina per mister Casano. Si muove poco o nulla invece sulla panchina della Panormus, evidentemente fiducia negli uomini in campo.
Fatto solo 2 cambi il Trapani, con ingresso prima di Parrinello, poi di Pampalone. Anche dall'altra parte 2 cambi, con prima Rampulla e poi D'Amico. La punizione di Liga, cercare Bellingardo, anticipato, poi Novara. Rimessa battuta sul Ribaudo. Ribaudo porta a spasso il pallone, poi suolata quasi da futsal per Saullo. Palla dentro l'area di rigore con deviazione. Rimane lì, la spazza Boatta, ma sui piedi di Saullo, che ha lasciato fermo lo Iacono, palla fuori di poco. E torna a farsi vivo il Trapani a 11 dalla fine. Anzi, a 11 dal 90°. Rinvia lo Iacono. Non varca il centrocampo perché interviene Pampalone direttamente in fallo laterale. Porta su il Trapani. Un po' di pressing. Boatta viene incontro Rampulla, la palla invece è più lunga dove c'è Grillo. Bellingardo fermato da Pampalone che sta cercando di mettersi in partita, avanza il 17 che cambia passo, ancora Pampalone, ingresso in area contro Quattrocchi che lo ferma, palla che rimane lì, riesce a non giocarla da terra il 17. Poi Sadotti in area, tiro deviato e la palla in rete, il pareggio di Parrinello, la mossa dalla panchina di Casano, pareggia il Trapani a 10 dalla fine. È cambiato dunque il parziale a 10 dalla fine e dai, il Trapani l'ha messa con la rete di Luca Parrinello, ma qui entrambi i giocatori entrati dalla panchina hanno dato il loro contributo, l'azione di Pampalone, poi il batti e ribatti e alla fine il tiro sporcato, deviato. Tu come parli bene non sono mafioso. Tu parli tipo non capisci da 25 anni. No, sei incredibile. Sei ridicolo, stai mettendo ridicolo davanti a tutti. Qui intanto il tocco di Provenza, D'Amico d'esterno per la corsa di Lamotta, fermato Lamotta e allora prova a ripartire ancora il Trapani. Parrinello riesce a passare, lo trattiene Novara, l'arbitro lo vede, ferma il gioco, giallo per Novara e si è acceso Parrinello. La battuta della punizione di Ribaudo in fuorigioco qui Parrinello. Boatta in avanti per Rampulla, pallone che è uscito. Ora tu mandare una boffa a me appena finisce la partita. Ma fare camere carabinieri a me, avremo sentito faccio camere a te. Bellingardo. Allora si frega lui mentre accoppata la bocca. Qui Rampulla, c'era stato prima il fallo. Carabinieri non fare un scimonito con me e fatto picciotteato. Che avete a tenere ognuno una tempici contato. Allora che una sonanza. Oh, iniziano su canna minchia, lo giuro che iniziano su canna minchia.
Stai zitto perché a Boschi mi sta avvisando, poi non discuto più. A Boschi non a Boschi, tranquillo. La battuta di Impeduglia, la palla che viene controllata, poi la giocata in avanti di Novara, poi Brancato ancora riesce a passare, interviene Rampulla che prova a portare via il pallone, poi Cutrona per la Motta in avanti, pallone fuori. E se vai sta sonazza e scafazzato qua, non ti puoi mettere più. Non ti puoi mettere più perché ti un shot. La rimessa di Novara, cambio rimessa. Rimessa Trapani a poco meno di 6 dalla fine. Ancora rimessa per il Trapani qualche metro più avanti, sempre Ravazza. Cristiano Bisciere sopra pronto. La palla giocata in avanti, ancora Parrinello che prova a riaccendersi, mette fuori Provenza. C'è un cambio nella Panormus, Profeta al posto di Bellingardo. Qui la palla messa lontano. Tanto Cutrona. Qui lo scontro, Brancato alla Motta. Ah no! Uno deve venire qua a fare smorfia, chi? L'abbiamo spiegato. No, qua. Vogliamo stare tranquilli. Quando vi andate a spavento, È rimasto a terra Brancato. Punizione Panormus. Minuti finali, Rampulla verso l'area, riesce a smanacciare Maggiore che ha subito fallo. Rientra la Motta, ancora fuori Brancato e allora manda a scaldare un componente della panchina, mister Casano. Qui Provenza con l'anticipo falloso. 2,5 alla fine, più eventuale recupero, anzi sì, più recupero. È rientrato Brancato, anzi no, non poteva ancora farlo. Intanto cambia ancora mister Lo Giudice con l'ingresso di Chinnici. Esce la Motta.
Vedremo anche a quanto ammonterà il recupero, perché il gioco si è un po' spezzettato in questo finale proprio dopo il gol del Trapani. Chiaramente fatica da entrambe le parti. È un gol che per il momento mantiene il Trapani anche a parità di punti al secondo posto della classifica, entrambe a quota 41, e tra altre cose sarebbe il risultato che definirebbe, anche senza giocare per il Calcio Sicilia, la prospettiva del primato matematico. Intanto crampi per Ravazza. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro, manca 1 minuto e 15 allo scadere dei 90. Dai già! Intanto conclusione che va direttamente fuori dopo il tocco di Profeta. C'è il cambio.